La Valle dei Templi di Agrigento, patrimonio inestimabile di storia, cultura, tradizione, bellezza, bene artistico di grande valore archeologico oltre che naturalistico, non sempre abbastanza e sufficientemente valorizzato attraverso un turismo più responsabile e mirato, nonostante il suo indiscutibile pregio. Discorsi che ormai rasentano l'ovvietà, insomma i soliti discorsi che non portano a nulla, dato che la Valle dei Templi, in mancanza di un progetto turistico ben articolato e capace di coinvolgere coloro che si occupano di turismo, da sola non basta per evitare il solito fenomeno del cosiddetto turismo mordi e fuggi. Che fare allora? A questo interrogativo, che ha animato tante volte discussioni, aperto tavoli tecnici e dibattiti, intende dare risposte un progetto promosso dalla Fondazione Agire Insieme e dal suo presidente, l'imprenditore Salvatore Moncada della Moncada Energy Group, che ha coinvolto gli esperti del CREST, centro di ricerca con sede a Washington, e alla Stanford University, per un'analisi delle prospettive turistiche ed economiche del territorio. Secondo la filosofia del turismo sostenibile, afferma Salvatore Moncada, Agrigento e i suoi cittadini dovranno diventare i protagonisti di uno sviluppo turistico ed economico del territorio, altrimenti, prosegue, rischiano di rimanere per sempre semplici spettatori di devastanti flussi turistici che lasciano soltanto rifiuti a fronte di un ticket di ingresso di 10 euro e non rappresentano alcuna fonte di ricchezza per la città. Tra l'altro Moncada parla anche di dati e dice che sono circa 4 milioni gli arrivi stimati in un anno in tutta la Sicilia e solo una percentuale vicina al 5% interessa le strutture ricettive turistiche della città dei Templi e in media non più di un giorno e mezzo. Eppure ogni anno i visitatori della Valle dei Templi sono circa 650.000. Ecco perché l'ideatore e fautore di Agire Insieme ha chiesto ai consulenti del CREST di analizzare le criticità del sistema, in modo da poter progettare una strategia di sviluppo, evitando così, conclude, che Agrigento diventi la Valle dei Morti Viventi, con una popolazione in costante diminuzione e in maggioranza anziana, perdendo ogni speranza di sviluppo. Già da sabato scorso gli studiosi del CREST sono qui ad Agrigento per valutare direttamente i punti di debolezza del sistema e per programmare anche un incontro col sindaco Marco Zambuto, i dirigenti scolastici degli istituti ad indirizzo commerciale, turistico e alberghiero e ovviamente tutti gli operatori del settore.